al capitolo 3, Apocalisse capitolo 3. La parola Apocalisse viene usata in gergo moderno come con un accento negativo. La realtà delle cose è che il nome, il termine Apocalisse significa rivelazione, ossia Dio rivela delle cose al suo popolo, alla sua Chiesa. Vittoria. Apocalisse capitolo 3, versetto 21. Dice così la parola di Dio: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Che promessa meravigliosa che abbiamo qua da parte del Signore. L'ultima chiesa, la chiesa di Laodicea, se tu leggi la lettera che il Signore scrive a questa chiesa, era una chiesa che stava diventando tiepida, ma il Signore fa questa promessa: combatti, perché se tu vinci io ti faccio sedere sul mio trono, come anch'io mi sono seduto sul trono del Padre mio. E questa è la cosa più bella, perché il Signore non ci lascia come degli spettatori nel suo regno. Lui sempre ci fa essere protagonisti. Tu sei una generazione di re che merita di stare sul trono di Dio, ma per fare questo noi dobbiamo vincere sulle situazioni della vita, vincere il mondo, vincere Satana, e la parola di Dio dice che Cristo ha già vinto per noi. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è prendere la vittoria di Cristo e farla nostra, ok? Che il Signore possa parlare al nostro cuore questa mattina, e vogliamo pregare perché Lui possa intervenire e darti quello che Lui vuole darti questa mattina. La mensa è apparecchiata, ok? La mensa è apparecchiata, basta solo sedersi e mangiare alla tavola del Signore, ok? Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e di parlare col tuo Signore. Se sei venuto qua stamattina con delle aspettative, Lui sa. Se sei venuto qua con delle domande, le risposte sono già pronte. Se sei venuto qua con tristezza, amarezza nel cuore, il Signore sa e vuole curare i tuoi sentimenti feriti e tristi. Ma bisogna che tu sia aperto, bisogna che tu apra la tua mente, il tuo cuore all'opera dello Spirito Santo. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua nella tua presenza e ti vogliamo chiedere questa mattina, come tutte le altre domeniche, Signore, che tu possa fare un'opera profonda nelle nostre vite. Spirito Santo di Dio, noi crediamo che tu sei vivo in mezzo a noi e noi ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù di riempire questo luogo di culto con la tua presenza, di darci la capacità, Signore, di essere sensibili a quell'opera profonda, Signore, che tu vuoi fare. Aiutaci a buttare giù le barriere, Signore, della nostra anima, quelle che cercano, Signore, di frenare la tua opera, e che tutti i pregiudizi, Signore, della nostra anima possono essere sconfitti. Signore, io ti prego di fare veramente per noi quello che hai in mente di fare, Signore. La mensa è apparecchiata, aiutaci a cibarci alla tua tavola. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Non possiamo abbracciarci, salutarci, però sì, quindi ti chiedo di girarti, di salutare il tuo fratello, la tua sorella, di dare una parola di benedizione nel nome del Signore Gesù.
E noi lodiamo il tuo nome, Signore. E noi siamo qui per lodare il tuo nome, Padre. Riceve la nostra adorazione e l'adorazione della tua Chiesa. Tu sei libero per lodare, per ringraziare il Signore, per manifestare la lode di adorazione al nostro Dio questa mattina. Amen. Amen. E io posso alzare la mia mano, posso applaudere, posso usare le mani, il corpo nell'adorazione del nostro Dio. Signore, sei immenso, tu da cielo, con forza, potenza, amore, tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. Signore, Sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. E Signore, Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. insieme, Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. sei grande, Signore. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso Solo la tu sei, Chiesa? Signore. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, Ancora. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. Immenso. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei. Per finire. Signore, sei immenso tu dal cielo, con forza, potenza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signore. Immenso tu sei, Signore. Immenso tu sei, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Allora, se tu fai così, sai che ti riscalda molto di più. E ti muovi anche, ti riscalda molto di più. Noi questa mattina abbiamo bisogno veramente di fare movimento. E noi cantiamo e lodiamo il nome del Signore questa mattina, perché in questa canzone che noi cantiamo adesso c'è scritto danza, amore in ogni casa. La celebrazione, la manifestazione di adorazione, di ringraziamenti è la risposta di tutto ciò che il Signore ci ha fatto per tutta la settimana. Che tu possa gioire, lodare il Signore e danzare nella presenza di Dio questa mattina. Amen? Lodiamo il Signore. Danza, amore in ogni casa, gioia e pace scorrono. Perché? Perché Cristo ha vinto il mondo.
libertà. Ed allora Ed allora noi creato eleghiamo lode al Signore e dai cieli al mondo intero soda il canto dell'amore. Come astri risplendriamo con la croce nel cammino. ed è in questo luogo In ogni luogo riempiamo alleluia Signore della gloria tua Signore. Ed allora noi creato eleviamo il tuo nome Signore elegiamo lode al Signore e dai cieli al mondo intero soda il canto dell'amore. lode il tuo Signore Alleluia, 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 alzare una volta cantavi su di me Ecco quanto buono sei con me. Non vivevo mai, tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me.
montagna e raggiungermi. Quanto di barriera, quanto di menzogna e raggiungermi. Ogni travolgente, infinito audace amore tuo, lascia ancora le lontano per cercare me. Non ho meritato né guadagnato mai così che ogni travolgente, infinito audace amore tuo. Alleluia tuo nome, Signore. E sono amici miei, la parola dice, quello che fa la mia volontà. E il Signore ci ama. E noi ci ama per primo. E noi per manifestare l'amore del Signore che versa su di noi facciamo la sua volontà. È questo che chiede il Signore. È questo che gioisce ogni giorno, Signore, nella nostra obbedienza, nella nostra lode, nel dimostrare l'amore del Signore verso di noi. Dio Padre nei cieli, santo è il tuo nome, che venga il tuo reino e la tua volontà, così in terra come in cielo, così in terra come in cielo, in cielo. Dio Padre nei cieli, Tu sei santo, Signore. santo è il tuo nome, che venga il tuo regno e la tua volontà, così in terra come in cielo, così in terra come in venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno,
la gloria per sempre. Amen. È il regno tua, la potenza tua, e la gloria per sempre. Amen. Tua è il regno, tua la potenza tua, e la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza tua, e la gloria per sempre. Venga il tuo regno. Canta la Chiesa. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Alleluia al tuo nome, Signore. Potete sedervi. Ok. Tutta settimana abbiamo lottato per portare quel tecnico della caldaia. Purtroppo è stato rapito in estasi per qualche motivo strano e non è potuto venire, ok? Ma grazie a Dio, nonostante tutto, siamo qua in tanti per ascoltare la parola di Dio. Questo mi conferma che c'è un desiderio, no? Di ascoltare quello che il Signore ha da dirci. Stavo leggendo una statistica molto interessante questa settimana che diceva, voi sapete che gli americani sono molto propensi per le statistiche, no? E loro hanno fatto una ricerca, hanno visto che dagli anni 80 a venire ad oggi, sono passati circa 40 anni, c'è stato un calo di qualità terribile nella spiritualità del popolo di Dio, nella Chiesa, no? In effetti dagli anni 80 a venire ad oggi una cosa interessante che è successo è che si è cominciato a produrre una letteratura cristiana che si incentrava più sui problemi dell'uomo che sul carattere di Dio, ok? E veramente questo è stato un catalizzatore che ha spento in qualche modo la vita della Chiesa, no? Sta spegnendo la vita della Chiesa. E dicevano questi statisti che sarebbe interessante ritornare al messaggio centrale della parola di Dio, che è il Vangelo. Il Vangelo. E io credo che veramente loro abbiano ragione. Ed è per questo che stamattina io predicherò proprio sul nucleo della fede cristiana, che non è incentrata sui nostri problemi, ma sulle esigenze di Dio. Okay? È questo che noi dobbiamo fare ogni domenica qui, ritornare al vero nucleo della fede cristiana che è il Vangelo. Okay? Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina e che possa darci cibo per la nostra anima. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per questa mattina, Signore, di culto, di adorazione, di lode. Grazie, Signore, per il gruppo di lode che ci ha dato, Signore, questo momento importante con te. Ma adesso, Signore, siamo noi che vogliamo ascoltare la tua parola. Aiutaci a stare in silenzio davanti a te, Signore, e che tu possa darci quel seme che porta frutto e frutto per la nostra vita eterna. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. L'Apostolo Paolo diceva: io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, poiché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ok? Potenza, la parola potenza che usa in questo brano di Romani
è la parola dunamis, da cui deriva la parola dinamite. Se noi dovessimo tradurlo in italiano è: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è dinamite per la salvezza di ciascuno che crede, ok? Quindi non so se è esploso qualcosa dentro di te quando hai conosciuto il Signore, e se non te lo ricordi vorrei ricordartelo attraverso le parole che l'Apostolo Paolo ha scritto in questo testo biblico che rappresenta, io credo che è uno dei testi più alti che noi troviamo nella parola di Dio che rappresentano il Vangelo, e dice così: voi, Colossesi capitolo 2 versetto da 13 a 15, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, e ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. 3 vittorie che devono far parte della nostra vita, perché altrimenti non abbiamo capito che cosa significa Vangelo. Cristo ha vinto sulla carne, Cristo ha vinto sulle esigenze della legge e Cristo ha vinto sulle potenze del male, e noi dobbiamo appropriarci di queste 3 grandi vittorie che il Signore ci ha dato attraverso il suo sacrificio. Tornare al vero Vangelo significa appropriarsi di quello che Cristo ha fatto sulla croce, e alla croce noi dobbiamo andare questa mattina. Allora, la prima vittoria che Cristo ha avuto è sulla nostra carne. Quando noi parliamo di carne, noi troviamo 2 termini nella lingua greca che possono indicare la parola carne. Una è la parola soma e l'altra è la parola sarx. Ma la parola soma vuol dire corpo, carne fisica. La parola sarx invece significa carne di peccato. Ed è interessante che sia nell'antichità e anche oggi purtroppo nella Chiesa noi facciamo una grandissima confusione tra che cos'è carne corpo e carne peccato che noi abbiamo dentro di noi, e ti spiego anche il perché. È interessante che nelle chiese cristiane di oggi, quando c'è un peccato sessuale, tutti danno i numeri, sembra che sia il peccato più grave che esista sulla faccia della terra, ma è interessante che noi facciamo dei peccati molto più profondi e molto più seri quando noi pensiamo male di qualcuno, e noi non consideriamo la differenza tra uno e l'altro. Sapete cosa è successo nell'antichità, quando le persone identificavano il male, ossia la carne, con il corpo? Ti ricordi nell'antichità che ci sono stati i monaci che hanno cominciato ad andare nel deserto e si fustigavano perché pensavano che il male risiedesse nel corpo, ma il Signore Dio dice che Lui è per il corpo, ossia Dio è a favore del nostro corpo. Non c'è niente di sporco nel nostro corpo, ma nell'uso del nostro corpo sì. Allora la carne è qualcosa di veramente molto più profondo. La carne è qualcosa che noi abbiamo dentro di noi dalla nascita, e dice la parola di Dio, Romani 3,23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ossia chiunque nasce, un bambino di un giorno che è appena nato, nasce nel ventre della madre con il peccato insito dentro di sé, ereditato dalla madre, ereditato dal padre, perché noi facciamo parte della famiglia di Adamo, ossia di coloro che hanno peccato nell'origine, che portano il peccato fino ad oggi. E quando io guardo un bambino e dico com'è innocente questo bambino, mi sto profondamente ingannando, perché quel bambino, se un giorno non riceverà Cristo come personale Salvatore e Signore, andrà all'inferno. Non a caso Gesù dice in Matteo capitolo 18 che io non voglio che nessuno di questi bambini venga a perdersi, ossia Gesù dà la possibilità che un bambino non venga salvato, e quindi dovrà decidere un giorno di essere salvato attraverso Cristo. Ma la cosa interessante è che Gesù dice qua, ripetiamo questo versetto, voi che eravate morti nei vostri peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Lui perdonandoci tutti i peccati. Io voglio fermarmi qua su questa parola interessante, che cos'è il peccato. Noi dobbiamo fare una differenza enorme tra che cos'è
peccato e che cosa sono i peccati. Okay? I peccati sono le azioni che derivano dalla nostra natura peccaminosa, e la parola di Dio dice che noi siamo radicalmente corrotti dal peccato, ossia il cuore dell'uomo, dice il libro di Geremia, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? E l'Apostolo Paolo, in un testo di Romani, capitolo 5, versetto 20, dice così, alcuni testi che ho separato per voi qua, dice: difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Pastore, ma io mi sento una buona persona, non farei male una mosca. Questa è la grande lotta che la parola di Dio ha con la nostra testa. Quando il Signore ci dice: guarda che se io ti metto nella condizione esatta, tu diventerai un cannibale per sopravvivere. Tu sai questo, vero? La parola di Dio dice, guarda cosa dice, e tu ce l'hai la carne come me, la sarx ce l'hai come me, dice: infatti ciò che brama, guarda che verbo che usa qua, ciò che la carne brama è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Leggiamo il testo di Efesini capitolo 2, versetto 1 a 3, questa mattina è più uno studio barra messaggio che un messaggio vero e proprio. E dice: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, in quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Che cosa sta dicendo la parola di Dio? Che prima di convertirmi per natura io che cosa stavo facendo? Stavo seguendo il nemico passo dopo passo. Pastore, ma io conosco delle bravissime persone. Io so che queste persone, se vado là, se ho bisogno di aiuto, mi aiuteranno. Sai perché sono buone? Te lo dico subito. Uno, per la grazia comune che Dio mette sopra di loro, perché dice la parola di Dio che Dio fa sorgere il sole sui giusti e sui malvagi, dà le benedizioni a uno come dà le benedizioni all'altro, indipendentemente se sono credenti o no, perché Dio è amore e Dio provvede delle cose anche per le persone che non credono. Ma c'è una grazia più profonda, tu sai, no? Che è la grazia particolare riservata per i figli di Dio, che quella spetta solo a me e a te che siamo figli di Dio. Ma Dio è talmente buono che sparge la sua grazia comune e fa diventare buone perfino le persone che sono immerse nella carne. Perché? Perché Lui è buono. E guarda cosa dice qua più avanti: nel numero dei quali noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne, dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira. E guarda Gesù cosa ha fatto per vincere la carne. Guarda cosa dice qua: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Cristo ha detto sulla croce: tu sei libero. Tu sei libero di essere una persona totalmente diversa, non influenzata da Satana, non influenzata dalla tua carne. Cristo ti ha liberato, ha tolto tutta quella spazzatura che era stata accumulata nel tuo cuore, nella tua mente, nei tuoi sentimenti, e ha detto: tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Amen, Chiesa. Questo è Vangelo. Siamo delle persone nuove. Non siamo delle persone che sono il miglioramento di qualcosa che c'era prima. Noi siamo totalmente nuove. La parola di Dio dice in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17 che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova cosa? Creatura. Creatura, perché Dio usa la parola creatura? Perché qualcosa che non esisteva prima oggi esiste.
Che meraviglia, che Cristo che cosa ha fatto sulla croce? Ha tolto di mezzo il potere della nostra carne, il potere del peccato e ci ha fatto essere nuove creature. Nessuna condanna sui figli di Dio. Questo è puro Vangelo. Questa è la prima vittoria che Cristo ha avuto per noi. Ma Cristo ha avuto un'altra grande vittoria che sulla legge, le esigenze della legge. Dice così la seconda parte del testo che abbiamo letto all'inizio: egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Allora c'era una cosa, l'Apostolo Paolo era un cittadino romano, ok? E lui conosceva bene la legge romana. Sapete che cosa succedeva nell'antichità quando qualcuno veniva condannato? Allora veniva messo in una prigione e fuori dalla porta della prigione veniva fisso un documento, ok? Che tutti quelli che passavano per strada potevano leggere. In questo documento, che era una carta, veniva inchiodata proprio sulla porta della prigione, venivano messi tutti i capi di accusa di cui era accusato quel prigioniero, ossia una lista ben scritta con la firma del procuratore sotto che diceva: questo uomo è in prigione per questo e questo motivo. Allora sai una cosa? Che la legge di Cristo, ossia la legge dell'Antico Testamento, è un atto di accusa verso l'uomo dicendogli: tu sei accusato di questo. Ma la buona notizia è che Cristo ha preso quel documento, l'ha inchiodato alla croce e ha detto: non c'è nessuna condanna per te. Non c'è nessuna condanna per te. Guarda che cosa dice della legge. Pastore, ma mi stai dicendo che la legge è una cosa cattiva che mi accusa? No. La legge è santa, la legge è giusta, la legge è una regola che Dio ha dato per stringere le persone in un freno sociale, no? Chi è che si ricorda quando eravamo piccoli, quando le nostre mamme: non mettere le dittine nella presa della corrente, ti ricordi? È una cosa che io ho fatto subito, appena mi hanno detto così, che cosa ho fatto? Ho provato a mettere le dittine nella corrente. E mi ricordo benissimo quando mio papà mi ha dovuto dare una botta sul braccio perché ero là che facevo ma io dovevo provare, perché se loro me lo dicevano vuol dire che è un limite che io posso superare, giusto? E il Signore dice: non fare questo, fai quest'altro. E noi che cosa facciamo? Almeno nella nostra mente facciamo: devo provare, perché se c'è una regola, la regola va infranta, perché l'essere umano è questo. E guarda che cosa dice la parola di Dio. La legge, guarda per cosa l'ha data il Signore la legge. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Non ti viene da ridere leggendo questo testo? Io dico una cosa, di fare una cosa, e loro fanno esattamente il contrario e provano gusto a farlo. Perché siamo esseri umani, perché la carne è dentro di noi. E guarda cosa dice: la legge produce che cosa? Ira. Io mi ricordo quando sono andato a sciare per la prima volta. E per la prima volta, no, c'è sempre quella regola che tu prendi un maestro per insegnarti i fondamenti, giusto? E il maestro mi diceva: fai così, porti il peso in avanti, sposta lo sci da una parte, sposta lo sci dall'altra. E più cercavo di fare quello che lui mi diceva, più cadevo. E mi è venuto a un certo punto ho detto: ok. Lui mi dava delle regole e io sbagliavo tutto. E la parola di Dio e la legge di Dio è stata messa proprio per questo motivo, finché una persona con tanto amore, un mio amico con tanto amore mi ha detto: no, guarda, fai così, fai così, si è messo a fianco a me, praticamente mi stava facendo le mosse lui. Ho imparato a sciare perché? Perché il rapporto, la relazione è quella che funziona. E Cristo è venuto lì a un certo punto della nostra vita, quando noi eravamo pieni di rabbia, cercando di risolvere la questione del peccato e non riuscivamo a risolvere. È venuto lì e ha detto: ok, da solo non ce la puoi fare, fai insieme a me. Guarda questo testo che dice:
La legge, infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. L'altro di Giacomo, capitolo 2, versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ti do una brutta notizia: la religione non ti porta in paradiso, ti porta all'inferno. Allora userò un'espressione che ha usato un pastore che mi è piaciuta tanto, piaciuta tra virgolette. Se Satana potesse darti una Bibbia e dirti obbedisci a tutto quello che c'è scritto, ma non ascoltare le parole del Vangelo, lui lo farebbe. Perché il Vangelo è quello che cambia la vita. La legge non cambia nessuno. Sai quali sono le 3 R della legge? Sono rabbia, religiosità e rimorso. Rabbia perché tu non riesci a fare quello che la legge ti dice di compiere. Religiosità, ossia estetica, fuori, ma non un cambiamento di cuore. E rimorso per tutto quello che non sei riuscito a fare, che la legge ti comanda di fare. E Cristo, sai che cosa ha fatto sulla croce? Dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Pastore, quanto mi ama Gesù? Tanto da diventare maledizione al posto tuo. Sai cosa mi viene voglia di fare quando io leggo questo testo biblico? Di diventare un pentecostale, di saltare come un matto e dire: Signore, yuhu! Signore, quanto mi ami? Sei diventato maledizione per me. E ci sono persone che si chiedono ancora oggi: Signore, ma qual è il mio valore? Il tuo valore è tanto quanto Cristo ha dato la sua vita per essere maledizione per te. Infatti, Ebrei 10,14: con un'unica offerta Egli ha reso perfetti, ripetilo ancora, ci ha resi perfetti per sempre. Perfetti, Dio mio, che storia meravigliosa. Perfetti per sempre. E io mi alzo la mattina e la prima cosa che faccio è pecco, perché già non ho fatto qualcosa che la legge mi ha comandato di fare. Ma Cristo mi guarda e mi dice: perfetto. Signore, ma sbaglio? Per sempre. Capisci quello che il Signore ha fatto per te? Non c'è bisogno di essere delle persone religiose che si mettono la foglia di fico davanti e dicono: Signore, io non sono poi così male, perché il Signore sa esattamente quello che noi siamo. Siamo dei peccatori senza speranza, ma il Cristo mi guarda e mi dice: perfetto per sempre. Che opera meravigliosa che ho fatto. Cosa pensate che abbia fatto Leonardo quando ha fatto la Gioconda? L'ha guardata e ha detto: wow! Volete vedere un'opera d'arte? Chi è che vuole vedere una bellissima opera d'arte? Alzi la mano. La più meravigliosa opera d'arte che sia mai stata fatta nell'universo. Chi è che vuole vederla insieme a me? Allora tu vieni a casa mia. Perché io e la mia famiglia siamo l'opera d'arte più meravigliosa del Signore. Perfetti per sempre. Ci credi tu o no che il Signore ha fatto così nella tua vita? Sì o no? Ma dove sono i pentecostali stamattina che saltano? Che non mi sembra che stiamo esultando, no? Ma il Signore ha fatto questo per noi. Seconda vittoria, Cristo ha vinto sulle esigenze della legge, diventando maledizione per noi. E ultima cosa che ha fatto il Signore per noi: Cristo ha vinto sui principati e le potenze del male. Dice così: ha spogliato
i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Perché Paolo usa la parola trionfando? Voi sapete il perché? C'era una cerimonia e Paolo Apostolo era un cittadino romano e la usava con conoscenza di causa. Nella città di Roma, quando un generale, voi sapete che l'impero romano è stato il più grande impero di tutta la storia dell'umanità, ok? E c'era una cerimonia a Roma che si chiamava la cerimonia del trionfo. Che cosa succedeva in quella cerimonia? Quando un generale romano tornava da battaglie che erano state fatte in giro per il mondo, okay, lui entrava nella capitale e era stato costruito un arco di trionfo. E tu vai a Roma oggi, trovi l'arco di trionfo di Tito, per esempio, che è quello che tra l'altro ha conquistato Gerusalemme. E questo generale romano passava in una strada dove erano stati stesi dei petali di rosa. Da una parte e dall'altra della strada c'era un pubblico che acclamava il generale e dietro di lui c'erano tutti i re nemici che lui aveva sconfitto. Questa è la cerimonia del trionfo, ok? E la parola di Dio dice che ha trionfando su di loro per mezzo della croce. Allora c'è un nemico della tua anima e dice la parola di Dio così: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Questo è il nemico della tua anima, perché la parola di Dio dice in Giovanni 10:10: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma la parola di Dio dice che i figli di Dio sono stati liberati e vanno in trionfo insieme a Cristo con tutti i nemici dietro, e il Signore ha detto: hai vinto, la tua mente è libera, adesso puoi vedere la realtà delle cose per quello che è. Però c'è un problema, e la brutta notizia è che se tu non stai aggrappato al Signore, se tu non alimenti la tua mente coi pensieri di Cristo, il nemico ha già vinto sulla tua vita, perché lui sa una cosa molto interessante. Lui è lo psicologo più forte di tutto l'universo subito dopo Cristo. E lui sa che una battaglia si vince prima nella testa e poi sul campo. E se lui semina un pensiero dentro di te, che è un pensiero di sconfitta, lui ha già vinto e tu ti comporterai di conseguenza per quello che lui ha seminato nella tua testa. Hai mai sentito nella tua testa pensieri: non ce la puoi fare, non vali nulla, lascia perdere, è finita, continua a fare quello che stai facendo perché non hai speranza? Hai mai sentito questi pensieri o solo io? Sai chi è? È il nemico che cerca di influenzare la tua vita, di farti un perdente. Ma la parola di Dio dice, guarda che cosa dice Ebrei capitolo 2, versetto 14 e 15: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, egli pure, egli è Cristo, vi ha similmente partecipato per distruggere. Ok? Che parola forte che usa qua, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. Sai come ci imbroglia il diavolo? La vita è qua e adesso. E il Signore dice: alza lo sguardo, perché la vita è là e dopo. È la vita eterna che conta. Siamo di passaggio qua. Ti sei accorto che ti sei girato un attimo, sono passati 30 anni, 50 anni, e fra poco noi saremo nell'eternità. E tu sei lì che litighi con il tuo conto in banca, che litighi con la tua salute, che litighi con i problemi familiari, e il Signore dice: alza lo sguardo, perché sei un vincitore. Comincia a cambiare il tuo modo di pensare, metti nella tua testa la parola di Dio, perché è quella che ti fa vedere la realtà in modo diverso.
Ma se tu non metti le tue ginocchia per terra e se non apri quella santa e benedetta parola di Dio, come Dio può cambiare il tuo modo di pensare? Cristo ti dice, hai già vinto, ma prendi le armi in mano, quelle che io ti ho dato, perché se non le hai in mano non puoi combattere e tu sarai sconfitto. Cari fratelli, 3 grandi vittorie il Signore ha riportato sulla croce. La prima, sulla esigenza della legge. La seconda, sulla carne. E la terza, sulle opere e sulle potenze del nemico. Questa è croce. Questa è morte di Cristo per la vita mia e la vita tua. Dobbiamo afferrarla, dobbiamo prenderla ed essere convinti di quello che il Signore ha fatto per noi. Io voglio pregare per noi stamattina. Invito già il gruppo di lode, per favore. La mia speranza, cari fratelli e sorelle, amici che siete qua, è che noi ricominciamo a mettere i pezzi del puzzle della nostra vita nel posto giusto. La parola di Dio dice, Gesù stesso dice nel Vangelo di Matteo, occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà aggiunto. Perché ti preoccupi delle cose di questa terra? Noi dobbiamo occuparci senza preoccuparci. Preoccuparci vuol dire preoccuparci prima che la cosa sia risolta, perché il Signore si prende cura delle tue cose. Riportiamo il nostro sguardo sul Vangelo di Cristo, su quello che Lui ha già conquistato per noi. È lì che noi dobbiamo fissare i nostri occhi. Smettiamola di rimettere la nostra mente, il nostro cuore nelle cose terrene. Tu pensi che un padre non si prenda cura di suo figlio? Tu pensi che Dio si sia dimenticato delle tue esigenze? Cristo ha risolto tutto sulla croce. E questa è la cosa più importante che io e te dobbiamo afferrare. Io voglio pregare per te stamattina. E io voglio fare un appello, ok? È un po' di tempo che non faccio questo. Un appello stamattina che ti chiede: vuoi essere vincitore insieme a Cristo? Pastore, io voglio afferrare la mia croce e sperimentare una vittoria come mai ho avuto in vita mia. Io voglio sconfiggere la mia carne, io voglio sconfiggere le opere del nemico, io voglio sconfiggere la religiosità e essere un vero figlio di Dio, una nuova creatura in Cristo Gesù. Pastore, sono già convertito, ok, ma può darsi che tu stamattina vuoi ristabilire un patto forte col Signore, ok? E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina, chiudi i tuoi occhi intanto e parla con Dio. E stai dicendo: Signore, io voglio veramente essere vincitore in Cristo Gesù. Aiutami a sperimentare questa vittoria. Allora io ti chiedo in questo momento di alzarti in piedi lì dove tu sei e io voglio pregare per te. Ok? Tu senti che il Signore ti ha parlato stamattina, alzati lì dove sei, nel nome di Gesù, io voglio pregare per te. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Tu vuoi la preghiera della Chiesa? Alzati in piedi lì dove sei, non ti vergognare. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie perché la tua parola sempre vince sulle situazioni. Signore, che queste persone che hanno dato
passo di fede, Signore, e stanno dicendo: Signore, io voglio sperimentare una vittoria schiacciante su tutto quello che tu mi hai detto. Padre, io ti prego di sigillare col tuo spirito questa mattina le loro decisioni, e che loro, Signore, oggi sia una giornata, un inizio di un cammino con te, Padre, in cui loro possano sperimentare quello che mai hanno sperimentato nella loro vita spirituale: vittoria in Cristo Gesù. Benedici, Signore, queste decisioni. Benedici, Signore, questo momento speciale nella tua presenza. E io ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, che il Signore possa veramente farvi vedere il suo potere sulla potenza del nemico. Alziamoci tutti in piedi e facciamo questo momento di lode, di adorazione, e mentre noi stiamo lodando, stiamo adorando, io ti chiedo, se tu hai portato le tue primizie, di poter portare alla presenza del Signore per il sostegno della sua opera. Ok? Che il Signore ci benedica. Spirito combatterei, la guerra la vince il Signore. Le spade nell'ance, ma nel suo amore, la guerra la vince il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. La vince il Signore, potenza in quel sangue noi troveremo, la guerra la vince il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Quando l'oppressione schiacciati vorrà, vince il Signore. Su, prendi coraggio e il suo braccio è con te, la guerra la vince il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza. La Chiesa. Forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza. Insieme. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Cantiamo gloria, onore, forza e potenza il Signore. Signore, noi lodiamo il tuo nome. Signore, noi ti ringraziamo e ti adoriamo, Signore, questa mattina, Padre. Riceve la nostra adorazione, Signore, riceve, Signore, il nostro amore, Signore, per te questa mattina, le nostre vite, Signore, consegnate davanti al tuo altare, Signore. Moltiplica, Signore, queste offerte, Signore, benedici, Signore, ogni famiglia questa mattina, che questi soldi sia, Signore, serva anche per avanzare, Signore, il tuo nome, Signore, in questa terra, oh Padre. Lodiamo il tuo nome e noi ti chiediamo, Signore, tutto ciò in nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Ok, carissimi, rapidamente vi rubo ancora 2 minuti. Alcuni annunci. Allora, sono ricominciati i nostri studi biblici settimanali con i nostri gruppi di studio.
E mi raccomando, collegatevi per condividere la parola di Dio. Noi abbiamo predicato stamattina, adesso questa settimana dobbiamo fare pratica, ok? Quindi collegatevi con i vostri responsabili, chiedete gli orari se non ve li ricordate. L'importante è stare insieme e condividere la parola di Dio. L'altra cosa importante, abbiamo un intenso calendario di preghiera, ok? Per tutte le chiese. Cominciamo al lunedì, ossia domani sera alle ore 21, ok? Vengono sempre messi i codici sia sui gruppi delle chiese che sui gruppi di studio biblico. Mi raccomando, partecipate, no? Non possiamo stare insieme in aggregazione, ma possiamo stare almeno, i virus non si trasmettono su Facebook, ok? Zoom, chiaro? Sì? Se tu hai paura del virus non si trasmette. No, poi abbiamo un incontro di preghiera per tutti gli uomini, martedì mattina, è stata una benedizione, carissimi. Martedì eravamo in 12, è un numero significativo, ok? Un bellissimo momento di preghiera insieme con tutti gli uomini, che abbiamo pensato proprio prima di andare al lavoro, in modo che se qualcuno vuole cominciare la giornata proprio ripieno della grazia di Dio, è un momento proprio corretto e giusto. Poi proseguiamo con il culto, l'incontro di preghiera del giovedì per le singole chiese, sempre vengono messi i codici. Poi abbiamo anche l'incontro di preghiera con i giovani, ok? Quello è una cosa che si organizzano nei loro gruppi. Stiamo strutturando una preghiera anche solo per i pastori, ok? Penso che sia importante, perché noi parliamo sempre di problemi, ma abbiamo bisogno anche di pregare insieme. Quindi la Chiesa si sta incamminando in questa cosa qua, che io penso che sia una dei grandi pilastri della spiritualità di una Chiesa, ok? La preghiera e lo studio della parola di Dio, va bene? Ultimo annuncio, oggi pomeriggio ore 12:15 c'è la prima convocazione dell'Assemblea straordinaria sulla votazione del regolamento interno nuovo, ok? Prima convocazione 12:15, seconda convocazione 12:30, va bene? Quindi importante, se tu sei membro di Chiesa, sei invitato a rimanere per la nostra assemblea straordinaria, va bene? Se tu non sei membro, sei libero, puoi andare dove vuoi, ma è importante che se tu sei qua, sei membro attivo di Chiesa, tu possa dare il tuo contributo con la tua votazione, va bene? Ok? Altro? No, Gigio? Altri annunci? Astrid? No, tutto bene. Ok, ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per chiudere. Esther, vieni, prega per noi. Signore, il nostro cuore è grato a te. Come abbiamo cantato, onore, potenza, lode solo a te. Ci uniamo al coro celeste che dice: Santo, Santo sei tu, la terra è piena della tua gloria. E crediamo che la Chiesa, che coloro che ti cercano sono pieni di te, come lo abbiamo ascoltato. Siamo liberi in te, liberi dalla carne, liberi dalla legge. Abbiamo vittoria, in te siamo più che vincitori perché tu ci ami. Benedicici a ognuno di noi, che questa settimana possiamo essere astri che risplendano per la gloria del tuo nome. Grazie Padre, e nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore nostro Dio, adesso che abbiamo terminato il nostro culto, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito Santo di Dio sia con tutti noi e su tutto il popolo di Dio, su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.